Venerdì 19 maggio, San Celestino V, è il 139° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 226 al termine. Il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:39. La luna si leva alle 2:20 e tramonta alle 13:01. Il Consiglio dei 10 condanna al taglio della testa il nobiluomo Gaspare Valier, reo di aver ucciso a Treviso un certo Rocco, maestro delle poste e preposto alle gabelle in questa città, che impediva al Valier di praticare il contrabbando. Per la giovane età dell'imputato, numerosi nobili tentarono invano di intercedere per mitigare la pena, ma la sentenza venne eseguita il successivo 24 maggio. Le previsioni per domani. Un vortice di aria fredda coinvolge il nord Italia e in particolare le regioni di nord-est. Avremo quindi una giornata ancora spiccatamente instabile con piogge sparse e locali temporali al mattino su coste e pianure, con aperture via via più ampie entro il primo pomeriggio. Tra tardo pomeriggio e sera qualche nuovo temporale è atteso dalle prealpi verso le pianure. Situazione diversa sulle Alpi, con cieli più chiusi fino al primo pomeriggio, associati a qualche debole pioggia o nevicata fin sotto i 2000 metri. Temperature in calo sia nei valori minimi sia in quelli massimi, venti da deboli a moderati tendenti a disporsi da nord a tutte le quote dal pomeriggio, mare da poco mosso a mosso al largo.